Sergio Festa al termine dell'impresa del Sarzana Grosseto 3-1, un risultato importantissimo in chiave salvezza perché riscombussola tutte quante le posizioni, vi permette di accorciare e avete anche agganciato il Viareggio. Sì, ma io non parlerei di impresa perché sembra che abbiamo fatto Davide e Golia, no? La mia squadra veniva da un periodo che giocava bene, che portava le partite in fondo, poi si facevano degli errori, non si curavano dei dettagli e si perdevano in fondo. Stasera abbiamo raccolto quello che da tempo seminiamo. La squadra ha interpretato benissimo la partita e più che altro avevamo veramente voglia di risalire, di conquistare dei punti. Abbiamo avuto la fortuna di preparare una settimana intera tutta la partita, studiarla nei minimi dettagli e questa vittoria nasce da un lavoro settimanale su tutti i punti di vista. Primo tempo soprattutto impressionante, per questo parlo di impresa, soprattutto perché è maturata dopo, diciamo, un lungo dominio del Sarzano, soprattutto nel primo tempo. Quello forse è stata la frazione migliore per vostra. Poi nella ripresa, complice anche il metro arbitrale, tanti blu e quindi tanti rischi da palla inattiva. Io penso che il primo tempo ha rasentato la perfezione. Sapevamo che dovevamo partire forte, sapevamo che dovevamo tenere i ritmi alti, intensità alta. Il secondo tempo, fino a 4 minuti dalla fine, eravamo 3-0, poi sinceramente si sono scatenate una serie di episodi veramente quasi da cinema, si può dire, e chiaramente abbiamo cercato di tenere botta, però poi quei 4 minuti nel caos, in una pista così difficile, rischi anche di buttare via la partita. Io e i miei ragazzi gli posso fare solo che complimenti, però secondo me a 4 minuti alla fine quello che è successo è stato un po' troppo esagerato, ecco. Però va bene così, impariamo anche da queste cose qui. Impariamo che le partite non sono mai chiuse, sia nel bene che nel male, e quindi niente, ora continuiamo a lavorare, abbiamo un periodo durissimo, mercoledì forte, sabato Portogallo, il mercoledì dopo andiamo a Novara, quindi dobbiamo continuare a lavorare e credere nei nostri mezzi e provare, insomma, a raggiungere il prima possibile i nostri obiettivi. Allora, complimenti per la vittoria questa sera, in bocca al lupo per i vostri obiettivi. Grazie mille, ciao a tutti.